PNRR, quali sono le opportunità per il Veneto dal punto di vista infrastrutturale e di intermodalità? Il forum organizzato da Confindustria a 9 mesi esatti dal lancio della piattaforma che aveva il compito di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti. Due i punti chiave emersi: l'importanza del settore della logistica che il Covid ha azzoppato imponendo al sistema produttivo del nord-est una brusca frenata, e poi la digitalizzazione dei processi. Solo il porto di Venezia ha in saccoccia opere per 170 milioni tra interventi di carattere ferroviario, di bonifica e di infrastruttura digitale. Poco o niente invece è previsto per il sistema aeroportuale. Lo ha annunciato oggi il presidente di Save Enrico Marchi, non nascondendo la sua delusione. Dovrei dire grazie per l'invito, ma questo non ci riguarda e non avrei neppure dovuto partecipare. Scherzi a parte, sembrerà strano, ma con grande sorpresa il PNRR trascura completamente il sistema del trasporto aereo. Marchi riporta le parole del ministro: investire sul trasporto su gomma o aereo significa andare contro gli obiettivi di riduzione delle emissioni. Gli fa eco il presidente Enrico Carraro: scelta miope sul trasporto aereo, e allo studio anche l'utilizzo dell'idrogeno. Tutti gli aeroporti e SAVI in primis sono impegnati nella decarbonizzazione, nello sviluppo degli investimenti. Certo, non possiamo fare tutto da soli. Mi sembra miope e palesemente priva di strategia una politica che si esaurisce nell'obiettivo di limitare il traffico aereo, di sostenere lo sviluppo del sistema aeroportuale. Aeroporti che hanno perso a causa del Covid 3 miliardi di euro di fatturato, nonostante costituiscano il 3,6% del PIL italiano. A rischio per il 2026, altra paura del presidente Marchi, in concomitanza con le Olimpiadi invernali, il collegamento con l'aeroporto che si innesterebbe nella linea ferroviaria Mestre-Trieste.